È stato presentato a Udine in conferenza stampa il progetto Infopoint diabetologico di comunità, organizzato dall'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana ODV con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto vuol far sì che i cittadini di ogni comune del comprensorio Riviera Bassa Friulana e dell'Agro Aquileiese possano usufruire nel proprio comune di residenza di un servizio informativo attivo e gratuito legato alla patologia diabetica e alle sindromi metaboliche. Di notevole importanza risulterà il supporto delle istituzioni locali e regionali, oltre a quelle sanitarie, con particolare riferimento ai dipartimenti diabetologici degli ospedali di Palmanova e Latisana. Il progetto coinvolge tutti e 32 i comuni della Bassa Friulana. Al momento hanno aderito 14 comuni: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Marano Lagunare, Rivignano Teor, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Tor Viscosa e Trivignano Udinese. Il valore sociale è quello che mette insieme tantissime competenze, tantissime intuizioni, a cominciare dal volontariato. L'Associazione Diabetologici della Bassa Friulana ha avuto questa idea di poter realizzare sui territori, nei comuni, in collaborazione con le amministrazioni comunali, degli infopoint, cioè dei punti dove sono presenti delle professionalità sia mediche che infermieristiche che possono consigliare il cittadino sugli stili di vita o possono anche affrontare le prime consigli per chi dovesse in qualche modo scoprire questa malattia. Quindi uno screening che viene fatto a servizio di tutti sul territorio, quindi la gente non deve spostarci, può andare nel proprio comune, quindi un aumento del servizio di quei comuni che quindi hanno un'opportunità in più per quelle comunità, e quindi, come sempre si dice, quando c'è servizio la comunità tiene e mantiene. Su questo la Regione unisce volontariato, competenza di salute, amministrazioni comunali che danno i propri locali gratuitamente a questo servizio. Mi sembra, ecco, che è un bel esempio di grande collaborazione finalizzata al benessere dei nostri concittadini e al bene comune in generale. Quindi devo dire, speriamo che insomma già 14 comuni hanno aderito, è un progetto che noi vorremmo portare a livello regionale e insomma mi risulta che dal punto di vista proprio di questa collaborazione sia il primo esempio a livello nazionale. C'è da fare veramente un plauso a questa associazione perché aver voluto puntare l'attenzione su questo rapporto diretto con il cittadino credo che sia un esempio veramente di attenzione e soprattutto anche di volersi mettere a disposizione proprio del cittadino. E quindi veramente vi dico grazie per quello che fate, è tutto a livello di volontariato, anche la nostra comunità metterà a disposizione dei volontari per darvi supporto, continuate così che noi saremo sempre al vostro fianco. Siamo in compagnia di Roberto Rosso, segretario dell'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana. Qual è lo spirito che ha animato questo progetto così importante? Grazie della domanda, grazie della domanda. Devo dire che tutto nasce, come tante volte nella vita, da una sofferenza. Dalla sofferenza, dei momenti bui, poi succede sempre quel lampo di luce che ti fa guardare la realtà in maniera diversa. Questo ragionamento ha fatto sì che anche noi, nel momento della pandemia, avendo grandi difficoltà ad aiutare, anzi quasi non potevamo fisicamente aiutare le persone, abbiamo pensato che andare sul territorio, ma veramente in prima persona, per poter dare una mano alle persone sia la cosa più giusta. Non vi dico le notti insonni per trovare una soluzione decente, diciamo così, fattibile, però siamo riusciti a trovare il bando della matassa con l'aiuto di tutto il nostro direttivo e quindi abbiamo impostato questi infopoint diabetologici di comunità che si calano nella realtà comunale dal basso, cioè è la gente che ci chiede veramente di essere presenti perché c'è necessità in questo momento storico. Siamo in compagnia del sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate. San Giorgio di Nogaro è uno dei comuni che ha deciso di aderire a questa iniziativa pilota, come dicevo, dal grande valore sociale. Perché avete deciso di farlo? Ma guardi, noi abbiamo sempre dato grande disponibilità a questa associazione e nel tempo loro si sono evoluti al punto che oggi hanno coinvolto tantissimi altri comuni.
credo sia anche un preciso dovere da parte delle amministrazioni comunali quello di favorire, di cercare, di sollecitare e al tempo stesso anche aiutare le associazioni, soprattutto le associazioni di volontariato che si affiancano ai servizi sanitari territoriali per dare delle risposte e soprattutto fare prevenzione. Il progetto dell'Infopoint diabetologico di comunità verrà ufficialmente presentato lunedì 12 dicembre alle ore 16 presso Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, alla presenza di varie autorità che ribadiranno l'importanza sociale dell'iniziativa, che ha una funzione di informare e prevenire la patologia del diabete in sinergia con le istituzioni sanitarie. Fondamentale anche la collaborazione con l'università. L'intento è infatti coinvolgere gli studenti universitari che potranno cimentarsi nel loro primo lavoro sul campo ottenendo anche crediti formativi. Abbiamo ritenuto opportuno come associazione di avvicinarci sostanzialmente alle comunità comunali perché abbiamo visto le difficoltà stesse delle persone di muoversi dal paese, sia per la pandemia ma soprattutto anche perché sono persone anziane, magari qualche volta non hanno la patente, sia per raggiungere le strutture sanitarie e anche per venire nel consultorio diabetologico a San Giorgio di Nogaro. Quindi noi in questo momento offriamo un servizio alle comunità per cercare di venire incontro alle persone praticamente dove sono residenti per tutta la patologia diabetologica, che purtroppo è una brutta patologia molto difficile e complicata da seguire. Siamo in compagnia di Sergio Segatto, membro del direttivo dell'associazione, che vuole lanciare un messaggio a tutti per l'importanza della prevenzione. Ecco, bisogna dire che tutti possono controllarsi anche in famiglia, a casa, fare i familiari con lo strumentino, col glucometro che viene regalato in farmacia. Quindi il minimo è la spesa per le striscette, però dà un grande risultato in famiglia. Poi devo aggiungere anche che il fatto oggi il sistema funziona in questo modo. Vado dal medico, mi faccio fare l'impegnativa, devo andare dall'infermiera, prenotare l'esame. Ritorno a fare l'esame e con l'esame devo ritornare dal medico a farglielo vedere. Quindi sono 5 interventi che noi risolviamo in sede con 5 minuti, è fatto tutto il giro di la glicemia, colesterolo, ossigenazione del sangue, febbre e anche, quindi uno completa. E poi in base ai risultati gli diamo il consiglio di andare dal suo medico se ha bisogno, se no di continuare come sta portando avanti la sua vita, ecco, sanitaria. Hanno detto che meritava questo.